Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono vicino a Cavazzo Carnico perché sto andando a esplorare la forra del Rio Ciannevate. Oggi il cielo è un po' coperto, ma penso che in questo posto crei un'atmosfera abbastanza surreale, quindi meglio così. Questa è una zona di particolare interesse storico, dopo nel video vedrete le strutture militari che risalgono alla seconda guerra mondiale che ci sono qui. Quindi oggi sarà un video abbastanza particolare. Mi metto subito in marcia perché non vedo l'ora di esplorare la forra. Proprio accanto all'ingresso della forra c'è la Falesia Ciannevata, che è una parete di arrampicata con gradi piuttosto difficili, fino all'8B credo. Ok ragazzi, siamo arrivati all'ingresso della forra, parte da qua e si inoltra dentro nella roccia. Bisogna superare questi massi qua, comunque è ben chiaro da dove si entra, se venite qua lo vedete. E devo dire che già da qua è davvero impressionante come l'acqua sia riuscita a scavare così tanto in profondità nella roccia, fa davvero impressione.
Comunque questo posto è davvero maestoso. Non è una forra lunghissima, anzi sarà lunga una trentina di metri, però è davvero impressionante, ragazzi. Qui solitamente c'è una cascata e qui sotto c'è una pozza d'acqua che ovviamente adesso che è un periodo un po' di secca è vuota. Comunque essere tra queste pareti, sapendo che questo luogo sia creato dopo milioni di anni di erosione, è davvero suggestivo. Questo ponte fa parte del complesso del forte del Vallo Littorio, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il Vallo Littorio era un sistema difensivo della Seconda Guerra Mondiale, appunto, da cui si può accedere ancora oggi dalla Busa dei Pagans, che è qui vicino, è proprio accanto all'ingresso della forra. Sono sicuramente una testimonianza importantissima della storia del Novecento e siamo davvero fortunati a poterle vedere ancora oggi con i nostri occhi. Questa è la Busa dei Pagans di cui parlavo prima e questo qui è l'ingresso del Vallo Littorio. Ragazzi, il video per oggi finisce qui, è stato breve ma spero vi sia piaciuto lo stesso. Vorrei andare ad esplorare altre forre in futuro, quindi se vi interessa l'idea di vedere dei video fatemelo sapere nei commenti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!